favorevoli. Dal Consiglio regionale Scusate. dal Consiglio regionale arrivano dei fondi, un avanzo di amministrazione della Lega e della lista Zaia, ma quanti soldi sono e da dove arrivano esattamente? Come saranno usati? Beh, sono dei fondi che non sono stati spesi per la comunicazione e questi fondi saranno devoluti alla sanità pubblica. Ho scelto, d'accordo con i due capigruppo, di spendere queste risorse in materia di sanità per dare un forte segnale ai nostri cittadini che la politica, insomma, a cui la politica può anche rinunciare e può destinarli al servizio della sanità e del nostro territorio. Quanti soldi sono? Allora, i soldi non spesi sono oltre 2 milioni di euro, una parte disponibile che è oltre 600 mila euro sarà destinata alla sanità pubblica, si potrà svincolare successivamente anche l'altra parte con una riforma in Consiglio regionale che noi presenteremo. Il tema dell'audito sociale, il disegno di legge sui caregiver, quali saranno poi gli altri impegni concreti nel 2026 del suo governo che ha messo questo tema in cima alla lista delle priorità? Fra qualche minuto apriremo il tavolo di contrasto alla burocrazia, altro grande tema che abbiamo rilanciato in campagna elettorale con tutte le associazioni di categoria e sarà convocato a gennaio. Oltre a questo la grande sfida della formazione tecnica e professionale, il percorso verso la holding autostradale del Nord-Est, un'altra grande sfida importante che dovremo percorrere insieme, l'importanza di una forte attenzione al mondo del sociale, residenze sociali per anziani attrezzate, quartieri inclusivi, villaggi inclusivi e una sanità sempre più territoriale, sfruttando anche la rete delle case di comunità e l'implementazione della tecnologia al servizio della sanità. La telemedicina e l'assistenza domiciliare aiuteranno moltissimo a sgravare gli ospedali e a permettere la cura delle emergenze. Serviranno investimenti importanti. Serviranno sicuramente investimenti importanti, ma anche una riorganizzazione della struttura che possa permettere quindi di essere sempre più efficiente e sempre più al servizio dei cittadini. Qual è il suo augurio ai Veneti? Beh, l'augurio intanto di passare un Natale felice, che è fondamentale, insieme possibilmente alla propria famiglia, un ringraziamento a chi il giorno di Natale lo dedica agli altri, magari lavorando, mettendosi al servizio degli altri, e soprattutto l'augurio che sia un 2026 di grandi risultati per il Veneto e per i Veneti.